La Juventus potrebbe annunciare un nuovo clamoroso ritorno. Dopo quello di Leonardo Bonucci la scorsa estate, infatti, nei prossimi giorni sarebbe atteso l'annuncio di Gianluigi Buffon di nuovo con la maglia bianconera. Il portiere 41enne, dopo l'anno giocato al Paris Saint-Germain, con cui ha vinto un campionato francese, sarebbe disposto a tornare e a ricoprire il ruolo di secondo dietro a Szczęsny, in attesa di ricoprire nuovi incarichi in futuro a fine carriera. A lasciare la Juve potrebbe quindi essere Mattia Perin, sul quale ci sarebbe l'interesse di Roma e Siviglia. Buffon potrebbe essere annunciato a breve dopo aver vagliato alcune ipotesi, anche considerevoli, come quella di giocare la Champions League con il Porto, sostituendo l'amico Casillas. Gigi sarebbe pronto al clamoroso ritorno a casa. Manolas e il Napoli sono sempre più vicini. A conferma di questo, la ricerca del difensore della Roma di un'abitazione nel capoluogo campano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore avrebbe sondato il terreno per una zona molto esclusiva, ovvero Posillipo, e una sua visita sarebbe attesa nelle prossime ore. La trattativa tra i club e l'entourage di Manolas sarebbe quindi a buon punto e sul tavolo di De Laurentiis sarebbe pronto il contratto. Si parla di un quinquennale da 4 milioni di euro l'anno, sul quale manca solo l'approvazione della Roma, che chiede anche il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni. In casa Roma per una pedina che entra ce ne potrebbe essere una che esce. Al centro della questione ci sono Gianluca Petrachi e Stefan El Shaarawy. Il primo è divenuto a tutti gli effetti il nuovo direttore sportivo del club, il secondo invece molto vicino a lasciare l'Italia con direzione Cina. L'attaccante giallo-rosso è infatti a un passo dallo Shanghai Shenhua che grazie al pressing telefonico del tecnico Sanchez Flores avrebbe convinto l'esterno con un contratto di 3 anni dalla spropositata cifra di 13 milioni di euro netti all'anno. Alla Roma andranno invece 18 milioni per una plusvalenza importante da 15 milioni di euro. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, Florentino Pérez si sarebbe accordato con il Club Deportivo Tacón per entrare nella Liga Iberdrola, massima divisione spagnola femminile. Con un accordo di circa 500.000 euro, il presidente del club spagnolo pare abbia deciso di investire nel calcio femminile in Spagna. La squadra del Real Madrid dunque approderà nella massima divisione spagnola dal prossimo anno con Florentino Pérez, che si è convinto dell'investimento, ma i dubbi comunque rimangono. Quali saranno gli obiettivi del Real Madrid femminile in questa stagione? Come sottolinea mundodeportivo.com, infatti puntare a grandi traguardi già da questa annata sembra difficile visto lo staff attuale che è stato totalmente confermato. Dunque si pensa che per puntare in alto bisogna rinnovare il parco giocatrici e lo staff così da migliorare i risultati e rendere anche il Real Madrid femminile vincente almeno un po' come quello maschile.